Benvenuti a questo nuovo approfondimento storico. Tuffarsi nei documenti del XIII secolo è, un'esperienza che riserva sorprese incredibili. Tra il 1285 e il 1291, la Sicilia non ha solo cambiato re. No, ha fatto un salto pazzesco, da feudo d'oltremare conquistato a nazione vera, sovrana, con una sua identità. Non la solita noiosa successione dinastica, insomma, ma la nascita di uno Stato con le proprie leggi. Oggi esploriamo proprio questo, come un popolo ha preso letteralmente in mano il proprio destino. Ecco la mappa del nostro viaggio di oggi. 6 tappe. Partiremo dal vuoto di potere iniziale, passeremo per i capitoli di Giacomo, la resistenza sul campo di Augusta, il dominio sui mari, il prezzo, a volte oscuro, del potere, fino ad arrivare alla trasformazione finale da feudo a nazione. Punto primo. Il vuoto di potere. Siamo nel novembre del 1285. Re Pietro d'Aragona è appena morto e, come spesso accade nella storia, la sua scomparsa lascia un'aria pesantissima di incertezza. Un vuoto di potere davvero, davvero pericoloso per l'isola. Per farci un'idea concreta della tensione del momento, guardiamo la tempistica del tragico viaggio invernale della flotta siciliana. Guidati dal viceammiraglio Federico Falcone, questi marinai sfidarono un mare che definire atroce è poco. Il 23 novembre salpano da Maiorca, il 3 dicembre il disastro. Una tempesta spaventosa fa colare a picco ben 6 galee. Un incubo di onde e vento, finché, a metà dicembre, i 40 vascelli superstiti riescono finalmente a trascinarsi nel porto di Trapani. Ma attenzione, arrivare a Trapani non significò tirare un sospiro di sollievo. C'erano 3 paure giganti palpabili in tutta l'isola. Primo, il terrore che i nemici angioini tornassero. Secondo, i crescenti sospetti verso i loro stessi alleati, i catalani. E terzo, forse il più importante, la totale fragilità di difendere una terra senza avere un re fisicamente presente. Questa triplice angoscia in realtà fu la vera scintilla. Fece capire a tutti che l'autonomia aveva bisogno di un sovrano lì, sul posto, pronto a coordinare la difesa. Il che ci porta al punto 2, i capitoli di Giacomo. È il febbraio del 1286 e Giacomo I viene incoronato a Palermo. Ma la cosa affascinante, studiando i resoconti, è che questa incoronazione non piove dall'alto con un freddo decreto. Niente affatto, è il risultato di una negoziazione durissima e vitale con il popolo siciliano. Storici come Michele Amari ci aiutano a inquadrare la portata epocale di questo momento. Nasce un vero e proprio patto sociale. In pratica, Giacomo l'aveva capito benissimo. Il suo trono non si reggeva su un fantomatico diritto divino, ma doveva essere guadagnato sul campo. E come? Rispettando senza se e senza ma le libertà e le leggi dei cittadini. E se andiamo a spulciare questi famosi capitoli di Giacomo, le riforme sono un vero capolavoro politico. Un limite netto al potere del re. Le tasse? Tagliate e bloccate. Un tetto di 15.000 once d'oro in caso di guerra o ribellione e 5.000 negli altri casi. La giustizia fece un balzo in avanti formidabile, processi da chiudere tassativamente entro 2 mesi e l'introduzione delle cauzioni. Poi via tutti quegli odiosi abusi angioini come i prestiti forzosi o il furto dei relitti navali. Insomma, non erano contentini, erano i mattoni di uno Stato moderno. Passiamo al capitolo 3, la resistenza di Augusta, nel maggio del 1287. Perché per capire come funzionava davvero questo patto sociale, dobbiamo guardare cosa succedeva per le strade. Dobbiamo guardare alla resistenza popolare durante l'occupazione angioina. Qui è dove il popolo si fa letteralmente Stato. Ci sono dettagli nei documenti dell'epoca che mettono i brividi per la loro intensità. Prendiamo il vecchio Paccio. Di fronte all'avanzata di un'armata nemica che aveva persino l'appoggio di un legato papale, questo anziano, pur infermo, si alza in piedi e non cede di 1 millimetro. E pronuncia parole incredibili, ricorda a tutti che la fede cristiana dà alla Chiesa le armi della parola e della croce, non quelle del sangue. Una dignità e una statura morale semplicemente immense. E poi c'è un'altra forma di resistenza, riassunta in un numero. 200 once d'oro. È la clamorosa donazione fatta da Agata Seminara. Era una coraggiosa vedova di Catania che decise di dare via tutti i suoi gioielli per finanziare l'esercito e difendere la sua terra. Questa è la vera risposta al perché il patto tra re e popolo fosse così vitale. L'autonomia non la garantiscono solo i soldati, ma il cuore e il contributo attivo dei cittadini. Punto 4. Il dominio dei mari.
Già, perché mentre i cittadini tenevano duro sulla terraferma, bisognava anche blindare i confini marittimi. E qui inizia un periodo in cui la flotta dell'isola si impone in modo a dir poco clamoroso. I dati della Battaglia dei Conti, sempre nel giugno 1287, parlano da soli. Sulla carta era una disfatta annunciata. La flotta siciliana, guidata da Ruggero di Lauria, aveva solo 40 galee. Davanti a loro il muro della forza angioina, un colosso da 84 navi. Eppure stravinsero in modo spettacolare. Ma il vero segreto di questa vittoria qual è? È la cosa che mi appassiona di più di questa storia. Quella flotta non era un gruppo di mercenari. Le navi arrivavano direttamente dalle città. Milazzo, Trapani, Siracusa, Catania, Augusta, Cefalù furono le comunità stesse a costruire e armare le galee in uno sforzo civico impressionante. Catturarono 44 navi nemiche e strapparono una tregua d'oro di 2 anni. Pazzesco! Arriviamo al punto 5, il prezzo del potere. Perché da aspiranti storici sappiamo bene che costruire uno Stato non è mai una passeggiata indolore. La centralizzazione del potere ha un lato oscuro e crudele, e il governo di Giacomo pretese sacrifici politici pesantissimi. Prendiamo il caso di Alaimo, di Lentini, la ferita forse più dolorosa di questa rivoluzione. Da una parte lo ricordiamo come l'eroe indiscusso dei Vespri, il grande difensore di Messina. Dall'altra vediamo la sua fine, vittima della paranoia e dei sospetti del re, aggravati magari dal carattere ribelle di sua moglie Macalda. Finì giustiziato proprio da quel sovrano che aveva contribuito a innalzare. Alaimo diventa così il simbolo tragico della lealtà tradita. Le sue ultime parole stringono letteralmente lo stomaco. La sua morte fu la brutale e cinica necessità del re di spazzare via i grandi leader per accentrare l'autorità. E quel grido disperato di Alaimo, mentre guardava le coste della sua isola per l'ultima volta prima di morire, maledicendo di averla mai vista, è il ritratto straziante della ragion di Stato che divora i suoi stessi eroi. E infine il capitolo 6, da feudo a nazione. Facciamo un salto in avanti al 1291. Re Giacomo deve fare le valigie per occupare il trono spagnolo. Lascia l'isola nelle mani del fratello Federico. Ma attenzione! La terra che si lascia alle spalle è radicalmente trasformata. Il verdetto di storici come Amari su quegli anni è inequivocabile. Pur in mezzo a tradimenti e a un'Europa che giocava costantemente ai dadi con la diplomazia, questa nazione aveva ritrovato prosperità. Il peso delle tasse era stato alleviato e l'identità siciliana era diventata granitica. Da feudo calpestato si era eretta a vero stato sovrano, con leggi proprie e una dignità conquistata sul campo. Tutto questo ci lascia con un grandissimo interrogativo, perfetto per chiudere la nostra analisi. Questa nuova maturità politica e questo patto di ferro tra i cittadini e le istituzioni, come avrebbero aiutato la Sicilia a restare a galla da sola quando anche i potenti alleati aragonesi avrebbero iniziato a vacillare? È una riflessione che ci proietta nei decenni turbolenti successivi, dimostrandoci una verità potente. La vera forza di una nazione non risiede solo nelle armi, ma nel coraggio, nelle leggi e nel cuore della sua gente.